Cari telespettatori della Tenda TV, ben trovati. Siamo qui per un nuovo speciale qui nei nostri studi. Avete visto tra l'altro che i nostri speciali hanno cambiato forma nelle scorse settimane. Siamo qui per parlarvi dell'Istituto Alberghiero Beltrame, il celebre istituto di Vittorio Veneto, che sarà protagonista nelle prossime settimane di un'esperienza a Calcutta. Quindi l'Alberghiero Beltrame vola a Calcutta. Come mai? Come si è arrivati a questa esperienza? Ce lo racconteranno i nostri ospiti, che ho il piacere di presentarvi. Partiamo con Letizia Cavallini, dirigente scolastico del Beltrame. Buonasera. Benvenuta qui tra noi. E poi abbiamo una giovane studentessa, Giada Moras. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo due docenti e quindi do il benvenuto a Roberta Marcon e Tullio Marchi. Buonasera. Ecco qui. Allora, buonasera. Buonasera. Ripassiamo il microfono alla preside o dirigente scolastico, è lo stesso, si equivalgono. Allora, cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori che si staranno chiedendo ma come il Beltrame da Vittorio Veneto arriva a Calcutta? Come mai? Chi ci va? Ci va tutta la scuola? Ci va solo qualcuno? Beh, sarebbe bello che potesse andarci tutta la scuola. È stato un annuncio che è arrivato quest'estate attraverso una mail scritta dallo chef Oliveri, presidente dell'OSI, nonché giudice di gara alla gara nazionale, che ci comunicava di aver designato la nostra scuola per partecipare alla quarta edizione della settimana della cucina italiana che si tiene a Calcutta. Precisiamo che la settimana della cucina italiana rientra in un programma di promozione del Ministero degli Esteri che nasce dopo il 2015 e quindi dopo l'Expo di Milano e ha l'obiettivo di far conoscere l'agroalimentare italiano e tutti i valori che sono connessi alla politica che in Italia si sta sostenendo da molti anni per quanto riguarda l'agroalimentare e l'enogastronomia in generale. Per cui le tematiche che si propongono sono quelle legate alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare, alla certificazione dei prodotti, e l'essere testimoni a Calcutta significa essere anche ambasciatori del nostro territorio e promuoverlo dal punto di vista turistico. Come dicevo, lo chef Oliveri ci ha inoltrato questa mail a luglio circa e ci ha comunicato che grazie alla performance di una nostra studentessa che è stata presentata prima, Giada Moras, alla gara nazionale, a seguito di questa brillante performance lui riteneva che la nostra scuola potesse esprimere al meglio la testimonianza del Made in Italy nell'enogastronomia a Calcutta per questa quarta settimana. Lo chiedo subito alla preside, come avete accolto questa notizia e che orgoglio c'è nel rappresentare la cucina italiana, niente po' di meno che in India? Beh, a dire il vero siamo stati spiazzati all'inizio perché ci sembrava che la cosa andasse al di là di quelle che erano le nostre possibilità e quindi pian piano abbiamo cominciato a comprendere che cosa significava essere testimoni a Calcutta per questa quarta settimana e abbiamo visto che lavoreremo all'interno di una scuola che in India ha un valore internazionale, IIM questa scuola, e quindi abbiamo cominciato a chiedere che cosa ci si aspettava da noi e ve lo sveleremo nel corso di questa chiacchierata. Nel corso di questa chiacchierata. Allora, Letizia Cavallini ci ha un po' inquadrato anche il senso di questa puntata. Abbiamo deciso, lo sapete, con le nostre trasmissioni vogliamo dare notizia anche di quello che a volte magari non fa notizia, quindi noi riteniamo che questo sia veramente un orgoglio per la nostra città, perché io prima ho detto porterete il nome della cucina italiana, ma insomma porteranno anche il nome di Vittorio Veneto ovviamente a Calcutta. Allora io passerei il microfono a Giada Moras, che insomma lei insieme
a un tuo collega Alessio Campagna, che poi vedremo nella seconda parte, sarà insomma la protagonista. Ti sporcherai le mani, mi permetto di darti del tu per ovvie ragioni certo. Anagrafiche. Allora, Giada, quando ti hanno detto, e poi arriveremo e faremo un passo indietro, ma insomma, quando ti hanno detto che saresti volata proprio letteralmente a Calcutta, come l'hai presa? Eri al mare sotto l'ombrellone? No, in realtà ero a lavoro, quindi nella pausa. E ovviamente è stata un'emozione grandissima perché non me l'aspettavo. È arrivata ben 4 mesi, penso, dopo la gara questa notizia, quindi sì, una grande emozione. Ora parecchia ansia prima della partenza, però spero con cuore che vada tutto molto bene. Ricordiamo che la settimana della cucina italiana a Calcutta avrà luogo dal 16 al 25 novembre, quindi manca poco. E allora ci diceva anche la preside prima che Giada si è distinta nella gara nazionale. Allora magari passiamo il microfono ai professori, ai docenti. Allora, innanzitutto non tutti sanno che cos'è la gara nazionale. Spieghiamo che cos'è. Sì. Roberta Marcò. È una gara che si svolge annualmente e che vede la competizione tra tutti i ragazzi degli istituti alberghieri d'Italia. E noi abbiamo individuato Giada come candidata insomma, a questa gara dopo una selezione diciamo, che il nostro istituto fa sui ragazzi che hanno un punteggio, diciamo, un buon punteggio all'uscita del terzo anno. Una volta individuato l'alunno, in questo caso Giada, che deve avere ovviamente un punteggio elevato sia nelle materie diciamo, curricolari, nelle materie di indirizzo, ma soprattutto in laboratorio, ecco, viene ideato, viene creato questo piatto, ma soprattutto questo percorso di ricerca, di studio, di approfondimento, che la porterà poi a confrontarsi con i colleghi degli altri istituti. Una volta poi individuato e capito il bando e quindi le richieste che partono dall'organizzazione di questa kermesse, viene appunto studiato un piatto che sì, risponda a quello che viene richiesto all'interno del bando, ma secondo me che deve essere anche espressione di chi lo va poi a realizzare. Noi abbiamo cercato insieme di individuare appunto una preparazione che potesse corrispondere alla personalità di Giada, che è una ragazza molto raffinata ma allo stesso tempo moderna, dinamica e completa. E secondo me questo piatto lo è. Allora, raccontateci allora il piatto che ha portato così Giada sull'Olimpo, potremmo dire. Marchi. Allora, innanzitutto non dovrei parlare io, ma dovrebbe parlare Roberta, perché è stato un lavoro comunque fatto in joint venture. Il piatto è nato attraverso un percorso così tête à tête, a tavola proprio, dove è stato studiato nei minimi dettagli il valore che dovevamo dare a questo piatto, proponendo innanzitutto i prodotti migliori del territorio e abbinandoli ad una cucina creativa che rispetti, comunque vada, la rotondità dei sapori, i profumi della stagione che avevamo così prefissato e da lì, da varie prove effettuate prima insieme con Roberta e dopo confrontandoci e studiando e modificando alcuni aspetti, abbiamo coniato questo piatto. Successivamente cucito su misura, diciamo. Sì, però abbiamo avuto anche l'approvazione della dirigente perché abbiamo chiesto un parere super partes e lei ci ha detto sì, è un piatto di gran valore. Allora a quel punto abbiamo messo nero su bianco e da lì abbiamo cavalcato l'onda. Ecco, allora, quindi alla gara nazionale però non l'hai vinta, no. Giusto? Ci siamo arrivati vicini. Raccontatemi com'è stata. Allora, io in realtà sono arrivata seconda.
e poca differenza dalla prima, ma comunque seconda. Quindi motivo in più per cui sono rimasta parecchio sbalordita da questa notizia. Però appunto sei stata notata, giusto? Sì, in quell'occasione. Grazie al piatto che è stato creato dai miei professori, in quanto in confronto al resto aveva qualcosa in più. Era più moderno, non era il classico piatto da gara che si portava agli anni precedenti. E penso che sia stato vincente il fatto che io non sono di cucina ma di pasticceria, e questo penso abbia portato a avere maggior cura del dettaglio, dell'impiattamento, e questo penso sia stato quello che è stato notato. Ovviamente, e ce lo insegnano anche i numerosi programmi di cucina che imperversano, insomma, dalla mattina alla sera, ovviamente tanti sono i dettagli e le componenti che poi vanno così a comporre un giudizio che viene dato ovviamente da questi chef. Allora, se siete d'accordo, noi nei giorni scorsi siamo andati a sbirciare in cucina, perché mentre ci avviciniamo, insomma, a Calcutta, ormai mancano pochi giorni, ovviamente i ragazzi si sono dati da fare e si sono messi a lavorare, e casualmente noi siamo andati proprio con le nostre telecamere a riprendere uno di questi test. Poi vi diremo, perché li abbiamo anche assaggiati i piatti, quindi insomma potremmo giudicare senza ovviamente la minima competenza, ma posso già dirvi che erano ottimi. Allora andiamo a vedere intanto una prima clip, così entriamo anche un po' nel clima di questi piatti. Immagino che l'acquolina in bocca vi sia già venuta vedendo questa prima clip. Nel frattempo abbiamo cambiato in parte il nostro parterre di ospiti. Do il benvenuto ad Alessio Campagna, studente, lo vedete, insomma, ecco, del Beltrame, e un altro docente dell'Istituto Beltrame, Giuseppe Ingletto. Buonasera. Allora, avete visto infatti nella clip che abbiamo appena proposto Alessio Campagna proprio ai fornelli. Allora, intanto chiedo ad Alessio di raccontarci il piatto che abbiamo appena visto, e cioè era una pasta e fagioli, però insomma non proprio come quella che facciamo a casa tutti quanti. No, esatto, era una pasta e fagioli comunque della tradizione, quindi della tradizione veneta, dove abbiamo sostituito il piedino di maiale con la pancia di maiale, quindi conferendo un aspetto più moderno e innovativo al piatto della nostra tradizione. E inoltre si può vedere che c'è della pasta fritta che dà più croccantezza al piatto che in origine non c'era. Ecco, bravissimo, già così, insomma, avete vinto già. Allora, passiamo il microfono a Ingletto, perché allora di Giada abbiamo parlato prima, appunto il processo di avvicinamento a Calcutta, mentre Alessio come è stato selezionato? Perché allora, se non l'avete ancora capito, loro due saranno appunto gli ambasciatori del Beltrame a Calcutta, e poi saranno accompagnati anche in questa delegazione vittoriese dalla preside e dal professor Ingletto. Allora, come mai anche Alessio è della partita?
Come diceva poc'anzi la professoressa Marcon, a partecipare alla gara nazionale sono gli istituti alberghieri di tutta Italia. E da sempre la scuola si prefigge di far partecipare i migliori studenti del terzo anno, quindi significa che Alessio insieme a Giada da sempre hanno portato avanti un certo profilo scolastico, si sono sempre contraddistinti e questo ha permesso loro appunto a Giada di partecipare alla gara nazionale, Alessio invece in qualità di secondo in graduatoria di partecipare a Calcutta, alla missione in Calcutta. Ecco, passiamo il microfono a Giada. Ti vedremo dopo all'opera in un altrettanto succulento piatto, ma quanti piatti porterete e come sarà questa esperienza? Insomma, come si svolgerà il tutto? Porteremo ben 7 piatti, e tutti ovviamente della tradizione della nostra regione del Veneto, e in una chiave un po' più moderna, in cui in 3 giornate li presenteremo in una masterclass a dei ragazzi indiani e spiegheremo loro come realizzarli semplicemente. Preside, torniamo da lei. Prima ci ha già detto insomma l'orgoglio di vedere questi ragazzi. Ovviamente nella sua scuola sono tutti bravi, motivati, però insomma ovviamente chi raggiunge questo livello vuol dire che ha un qualcosa in più che forse in futuro potrà ovviamente far valere anche nel luogo di lavoro o in altri ambiti, giusto Cavallini? Beh, sicuramente tanti sono gli studenti che escono dal nostro istituto con ottime competenze tecnico-professionali, ma anche gestionali, perché il nostro istituto è sì un istituto professionale, però diciamo che non essendoci un istituto tecnico di riferimento, il livello di preparazione e di competenza dei nostri alunni è molto elevato. Lo dimostrano anche i progetti che loro riescono a realizzare in classe quinta, in particolare il project work che li vede impegnati e li vedrà impegnati quest'anno a progettare una startup nell'ambito del settore enogastronomico. Che qualità hanno questi ragazzi? Di sicuro sono resilienti, nel senso che per riuscire a raggiungere dei traguardi bisogna lavorare, studiare e loro hanno dimostrato questa capacità. Vi cito solo questo: ieri siamo tornati dopo 8 ore da un viaggio a Milano, perché la procedura per ottenere i visti è una procedura abbastanza complessa. Oggi avevano, uno dei due, non dico chi, aveva verifica. Io ieri ho detto: ma come farete con la verifica? La sosterrete? Sì, preside, non si preoccupi, sosterremo la verifica. Ecco, questo vuol dire aver avuto capacità di programmare prima il loro percorso, di aver studiato, di non buttare via niente, di cogliere tutte le occasioni per l'apprendimento. Lo chef Oliveri ha detto che la precisione e la tecnica erano encomiabili, che non aveva mai visto un alunno lavorare come Giada. Io ho visto lavorare anche Alessio e posso dire che la stessa, per quanto io non sia un docente di enogastronomia, quindi al confronto però con tanti altri suoi colleghi ho visto le stesse caratteristiche descritte. Ecco, questo molto bene. Passiamo allora il microfono ad Alessio, perché insomma la preside adesso vi sta facendo una sviolinata perché vuole fare bella figura in TV primo e a Calcutta poi. Ricordateglielo poi a giugno quando ci saranno. Ma a parte questo, Alessio prima ho fatto la stessa domanda a Giada. Quando ti hanno detto vai a Calcutta a portare alto il nome del Beltrame, che cosa hai pensato? Beh, è stata una scossa sicuramente, mi sono venuti i brividi. È un orgoglio sicuramente poter portare la nostra cultura e la nostra tradizione in un paese come l'India, dove anche lì hanno una cultura culinaria molto importante, ed è un orgoglio poter rappresentare la nostra scuola e la nostra nazione appunto in un paese estero. Certamente. A proposito di tradizione, e poi continueremo a parlarne, andiamo a vedere un altro piatto che appunto siamo venuti a spiare un po' nel vostro laboratorio. Questa volta, se non sbaglio, sono i bigoli con l'anatra, giusto? Esattamente, sì. Ecco, andiamo a vederli.
appunto parlavamo di tradizione, abbiamo visto uno dei piatti tipici, classici del nostro territorio. Professor Ingletto, allora, voi da sempre, da quando anche ci conosciamo e così spesso veniamo a fare dei servizi anche da voi, puntate sempre sul chilometro zero, sui prodotti locali, è proprio un chiodo fisso quasi il vostro. Anche in questo caso sarà così? Anche in questo caso è così, tant'è proprio la nostra filosofia è questa, valorizzare il territorio. Anche questa volta abbiamo voluto valorizzare il territorio, valorizzazione intesa sia come scelta di prodotti tipici e questa volta ancora di più come valorizzazione delle ricette tradizionali che appunto hanno fatto la storia del Trevigiano e del Veneto. Ecco, ci sono delle aziende vostre amiche, collaboratori, non so come dirlo, che vi sponsorizzano e vi forniscono anche le materie prime. Ovviamente le materie prime devono essere di ottima qualità per poi fare degli ottimi piatti, quindi ci sono dei grazie che vanno detti. Esattamente, i prodotti che noi portiamo in India sono tutti prodotti a marchio, quindi con certificazione di qualità, e anche questa volta abbiamo avuto il supporto e la sponsorizzazione di diverse aziende. Ci tengo a citare e ringraziare i consorzi del Torchiato di Fregona, il Fagiolo di Lamon, il Radicchio di Treviso, l'asparago bianco di Baduer e i marroni di Combai. Inoltre abbiamo la latteria Soligo, l'Agricansiglio, il salumificio De Stefani, l'azienda agricola De Tacchi che ci ha sponsorizzato il riso grumolo delle Abbadesse, che è un prodotto a presidio Slow Food, e il pastificio Sgambaro che ci ha offerto i bigoli, e in ultima e non per ordine di importanza Friul Trota, che è un'azienda leader per quanto riguarda l'allevamento, la produzione e la trasformazione della trota. Ecco, quindi un grazie a tutte queste realtà che sostengono sia il buon cibo del nostro territorio, ma anche in questo caso l'Istituto Beltrame. Molto velocemente, abbiamo visto prima la pasta ai fagioli, poi abbiamo visto i bigoli, mi citate, vabbè, vedete voi chi risponde, gli altri piatti, giusto per solleticare un po' la curiosità anche dei telespettatori. Adesso decidete in fretta, ecco, vai. Allora, abbiamo un risotto con la trota e il radicchio. Continuiamo poi con degli gnocchi di patate su vellutata di zucca, il piatto della gara nazionale di Giada, il petto d'anatra ripieno con sciopette e marroni di Combai. E poi il dolce. Il dolce, sì. Il dolce. Il dolce si infonda il dolce. E quindi noi, prima di farci raccontare da Giada i segreti del tiramisù, andiamo a vederlo. Come potevamo concludere se non con un ottimo tiramisù? Ottimo, posso testimoniarlo perché l'ho assaggiato come i piatti di prima e infatti li ringrazio perché
se tutti i servizi fossero come quello che abbiamo fatto l'altro giorno all'alberghiero, uno andrebbe a farli con molto più entusiasmo. Giada, abbiamo visto quanta cura mettevi nel fare questi 2 bicchieri, li semplifico, di tiramisù. Per chi adesso volesse tentare di emulare il tuo tiramisù, quali sono i segreti? In realtà è il classico tiramisù della nostra tradizione, semplicemente non viene servito in teglia ma all'interno di un bicchiere, è decorato con una decorazione semplice al cioccolato. Ecco, quindi vedete che a volte uno si aspetta chissà quale, invece a volte appunto i piatti della tradizione presentati magari in un modo un po' più articolato hanno l'effetto che avete appena visto. Noi ci avviamo verso la conclusione, però insomma so che ci sono diversi grazie che volete... intanto passiamo il microfono ad Alessio. Vorrei fare un ringraziamento personale al professor Ciliberti Daniele, che è il mio professore di enogastronomia presso l'istituto, che mi sta e mi ha preparato durante tutti questi anni, ed è anche grazie a lui se parteciperò a questa settimana della cucina italiana. Molto bene, molto bene. Ingleto, deve ringraziare qualcuno? Beh, io ringrazio un po' tutti, io ringrazio il team di lavoro, quindi la professoressa Marcone, il professor Marchi, la dirigente scolastico e i 2 ragazzi. Questa me l'ero un po' preparata, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Io spero che il team riesca a far emergere in particolar modo quelle che sono le bravure, le potenzialità dei ragazzi. Quando parlo di potenzialità non miro soltanto prettamente all'aspetto operativo, ma anche all'aspetto umano, l'aspetto culturale, l'aspetto sociale degli stessi ragazzi. Quindi se già da Alessia hanno saputo distinguersi rispetto ai loro colleghi è stato perché appunto hanno saputo anche coltivare un sano spirito di sacrificio. Spirito di sacrificio importante per 3 motivi. Uno, perché ha permesso loro di mantenere alto l'applicazione allo studio domestico. 2, perché ha permesso loro di mantenere alta la motivazione e la passione verso questa professione. 3, perché ha permesso loro di superare qualsiasi tipo di ostacolo, perché presumo che in questi 5 anni siano stati tanti gli ostacoli da superare. Giada è la prova comprovata appunto che gli ostacoli ci sono stati. Lei viene da una località distante e quindi ha dovuto per 5 anni allontanarsi dalla famiglia pur di frequentare il nostro istituto. Ecco, e quindi passiamo proprio il microfono a Giada. Insomma, con quale sentimento, con quale auspicio stai per affrontare tra pochi giorni questa esperienza a Calcutta? Allora, spero nel miglior modo di rappresentare la nostra tradizione in uno stato in cui la nostra cultura è ben diversa da quella del luogo. Quindi il mio obiettivo e le mie speranze è che venga apprezzato il più possibile. Certamente, ce lo auguriamo ovviamente anche noi. Cavallini, quasi in chiusura, anche da parte sua l'augurio. L'augurio è quello di riuscire a raggiungere gli obiettivi per i quali noi adesso andremo a Calcutta. E vorrei ringraziare il Ministero degli Esteri per questa divulgazione, per questo programma di promozione integrata del sistema paese, che vede le scuole scelte come protagonisti e ambasciatori del Made in Italy e dell'agroalimentare. Vorrei ringraziare anche i miei docenti, il professor Ciliberti, che non è qui presente, il professor Ingletto, Marcon, ma anche il mio staff di vicepresidenza, la professoressa Cattaruzza, il professor Trizzino e la professoressa Piccin, perché nulla potrei fare senza lo staff di collaborazione all'interno del mio istituto. Ho un meraviglioso staff allargato, lavoriamo bene insieme ed è per questo forse che riusciamo a raggiungere anche questi risultati e questi progetti.
Vorrei ringraziare... E delle mete anche ben lontane, e anche direi, delle no? mete ben lontane. Vorrei ringraziare anche la Regione Veneto, che ci ha fornito la possibilità, attraverso dei materiali, attraverso dei filmati, di testimoniare questo meraviglioso territorio a Calcutta, The Land of Venice, e queste colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, riconosciute da poco come patrimonio dell'umanità, come paesaggio culturale dall'UNESCO. Essere portatori e ambasciatori dell'enogastronomia e dell'agroalimentare del nostro territorio è sicuramente un compito sfidante, appassionante e bello. Ecco, e vedete proprio con quanta passione ci hanno raccontato tutti gli ospiti che si sono susseguiti in questo nostro speciale. Insomma, anche da parte nostra l'augurio è quello che possiate trovare la giusta soddisfazione nella vostra trasferta in India. Dopo appunto siamo in chiusura, ma ovviamente l'Istituto Beltrame, sappiamo, così si rende protagonista di molteplici iniziative qui sul nostro territorio. Mi segnalano così dalla regia che il 14 dicembre sarete in Piazza del Popolo, giusto? Perfetto. Quindi insomma i vittoriesi sanno che possono andare a trovare delle cose molto interessanti. E poi non si dovrebbe dire, ma lo diciamo lo stesso perché noi l'Istituto Beltrame è protagonista anche di alcune pillole in questo periodo, niente po' di meno che su Rai 1. Allora, non sarà come la Tenda TV, però insomma, scherzo, ovviamente orgoglio anche quello, immagino, Anche no? questo è un orgoglio. Abbiamo, grazie a un percorso che abbiamo fatto con il Grana Padano, registrato alcune puntate con la dottoressa Evelina Flacchi, e queste verranno trasmesse nei prossimi venerdì ad 1 mattina, grosso modo alle 8 meno 10 della mattina. Ecco, se prossimamente vorrete fare anche con la Tenda TV delle ricette, cose del genere, io mi offro volontario, ovviamente, soprattutto per assaggiare poi i piatti. Grazie alla dirigente scolastico del Beltrame, Letizia Cavallini, grazie per essere stata qui con noi, grazie ai piccoli ma non tanto piccoli, Giada Moras e Alessio Campagna, ancora in bocca al lupo per l'esperienza a Calcutta, e un grazie dico anche agli amici ormai, perché a furia di trovarci in situazioni le più disparate, Giuseppe Ingletto, Roberta Marcon e Tullio Marchi, che si sono appunto alternati qui sulle nostre poltrone. Grazie, perché è sempre bello raccontare anche questo tipo di progetti, di esperienze appunto del tutto particolari. Grazie alla Tenda TV. Grazie a voi e a tutti voi un buon proseguimento.